4 settembre vede Lago, incontro di indipendenza veneta. Oggi siamo riuniti, saranno 400-500 persone questa sera ad ascoltare un incontro di indipendenza veneta. Sentiamo Nicola Vianello cosa ti dite in merito. Dunque, quello che fino a pochi anni fa poteva sembrare un sogno, oggi è una realtà. In questa sala sono riuniti non solo indipendenza veneta ma anche altre forze politiche che vanno dall'estrema sinistra a destra, passando per associazioni culturali di tutto il Veneto che sotto un'unica associazione per la prima volta inizieranno a marciare insieme. Questo ci permetterà di raggiungere l'obiettivo in maniera efficace e in minor tempo, perché è una condivisione del progetto, la condivisione di arrivare il prima possibile al referendum che è indispensabile fare perché il popolo lo vuole, è il popolo che decide. Quindi la regione non potrà più sottrarsi a quello che il popolo vuole. È un cambiamento epocale, storico, e avviene in un momento in cui l'Europa è ben accetta e altre realtà stanno marciando al passo con noi. Tanto è vero che tra gli ospiti avremo proprio un paese amico come la Spagna, ma anche altre realtà si stanno muovendo in questo ordine di idee in Europa. Quindi questo è il momento buono e il Veneto la farà da padrona perché riuscirà a fare il referendum entro il 2014. Possiamo dire a tutti i veneti che l'indipendenza del Veneto si può fare. Certo, perché è un diritto precostituzionale ed è un diritto dei popoli, è un diritto del popolo veneto. Grazie Nicola. Grazie a voi.